È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Broccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra ospite, che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con Guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Eccegoyen, che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione, che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo: allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano, e subito 1-1 al Broccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa a battere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza, che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola, che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro il Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede, concluso male con la conclusione dalla distanza. E allora il Castrum Favara, che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida, tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che spugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Da Sportisile è tutto, alla prossima!